Allora, io volevo anzitutto ringraziare il coro Suncordu a tenore nella persona di Andrea e soprattutto vorrei ringraziare voi per l'affetto che ci avete sempre dimostrato in tanti anni di attività. Un'attività che ci ha visto vicini, condividere con voi, come diceva il presentatore, gioie e dolori, ma soprattutto abbiamo cercato di affrontare quelle che sono purtroppo ancora le problematiche della nostra terra, gli incendi, e noi a Tempio ne sappiamo qualcosa purtroppo, come pure in altre zone della Sardegna, l'emigrazione, il canto per difendere gli ultimi, le ragazze madri e soprattutto quei problemi che ancora sono una piaga, il problema della droga. Abbiamo parlato di fratellanza, di amicizia, di unione, con molta umiltà, portando il costume di Tempio con grande onore in giro per il mondo. L'abbiamo portato fino all'Africa, fino al Giappone. E a proposito di quello che diceva il coro di Silanus, vorrei aggiungere che la nostra cultura popolare deve continuare, evolvendosi sì, ma sempre con quel cordone ombelicale che non ci potrà mai spezzare da quelle che sono le nostre radici. Oggi c'è un po' di confusione. Io penso che abbiamo qui presente l'assessore alla cultura, che sicuramente ci aiuterà a sostenere le nostre radici, come ben diceva anche il rappresentante dell'Europeadi. Un popolo che perde la lingua, la tradizione, è un popolo che muore e sta a noi quindi difenderlo. Voi tutti sapete che una malattia rara ha spento un po' la mia voce e quindi ho dovuto interrompere quello che io definisco non una carriera, non mi piace quel termine, ma un percorso di vita dove ho potuto avere la fortuna di incontrare tutta la mia gente della Sardegna, dal nord al centro al sud. A noi rimangono solo 3 centri. Abbiamo fatto la Sardegna in Chiliru e Canistreddu, come si suol dire. Dalla Sardegna abbiamo oltrepassato il mare, l'Italia, l'Europa, Germania, Francia, Belgio, Olanda, fino al Giappone, dove abbiamo avuto anche l'onore di cantare nelle università più importanti del Giappone. E non ho cantato musica leggera, ho cantato Zugantin Re, Sol Mutoso, Sa Disisperada e Procurate Moderare. Quindi la nostra cultura è molto apprezzata dappertutto, cerchiamo di non perderla e di non confonderla. Apprezzo tutti i filoni musicali, ma la nostra deve venire sempre in primo piano. Avrei voluto e mi sarebbe piaciuto tantissimo dedicarvi, come facevo sempre nelle serate, certo non 2 ore e mezza di manifestazione, però almeno alcuni brani. Se mi consentite, voglio dire una cosa finché avrò respiro. È vero che la malattia ha spento la mia voce, però c'è una voce potente che nessuna malattia potrà mai spegnere, ed è la voce del cuore, ed è grazie, ed è con questa voce che io stasera voglio dedicarvi 2 canti. Prima di tutto un canto di saluto dedicato in particolare a chi ci ha invitato, Andrea e il suo coro, a tutti voi, e poi un canto, visto che mi trovo in una chiesa bellissima dove c'è la Madonna del Monte. Stranamente ci accomuna un po', perché io l'infanzia l'ho trascorsa ad Orani insieme a Giovanni e la mia prima comunione l'ho fatta nella chiesa della Madonna di Gonare. Alla Madonna io voglio dedicare un brano che ha per titolo Maria Reina, che io ho scritto dedicandolo alla Madonna e che ho avuto la fortuna di cantare nella Basilica di San Pietro a Roma
davanti a Giovanni Paolo II, ora santo. Ve la dedico con tutto il cuore. Grazie infinitamente per l'affetto, grazie.